Benvenuti a tutti, benvenuto a tutte le persone che sono qui. Oggi abbiamo un sacco di ospiti. Oggi veramente voglio ringraziare il Signore per tutti gli ospiti che abbiamo qui. Abbiamo salutato la famiglia Valente, la famiglia Brancaccio, benvenuti, benvenuta, non ci siamo presentati. E poi un benvenuto a tutte le persone che sono sedute lì, che sono tantissime. Lì c'è un gruppo di persone veramente numeroso e vogliamo dare il benvenuto anche a voi. Oggi per la Chiesa Battista Agape di Dossobuono è una giornata piuttosto particolare, piuttosto interessante, perché oggi facciamo il nostro primo culto online. Per una situazione un po' complessa, complicata, ma direi che oggi proprio si realizza molto bene quel brano che troviamo in Romani 12, il versetto 4 e il versetto 5, ve lo leggo io. Paolo dice ai Romani: poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Oggi facciamo questo culto che per noi che siamo qui non cambia niente, ma ci sono molte persone che stanno seguendo questo culto dal canale YouTube. E se ci pensiamo, non è per una cosa positiva. Non è stata una cosa positiva che ci ha, diciamo, costretto a fare questo culto, a fare questa cosa, perché ci sono molte persone che stanno male. E quando ci sono delle persone che stanno male, non è una cosa positiva. Quando si chiudono delle chiese e delle persone non si possono incontrare, non è una cosa positiva. Ma poi uno pensa, il tema di oggi, il tema della predicazione di oggi, avete avuto modo di vederlo? Qualcuno l'ha visto? Il tema della predicazione di oggi è insieme e in sintonia. È perfetto, perché oggi siamo insieme qui e siamo insieme con delle persone che non possono partecipare a un culto fisicamente. Ma un'altra cosa bella è che siamo insieme non solo in maniera orizzontale, fra di noi, fra persone, ma siamo insieme al vertice. C'è un vertice che tiene unite tutte queste persone ed è il Signore Gesù. E noi vogliamo quest'oggi adorare il Signore. Che noi siamo qui o che noi siamo a casa e stiamo assistendo a questa trasmissione. Il fratello Lino Cavone la settimana scorsa ci ha ricordato una cosa molto interessante, che noi nei nostri ambienti siamo soliti dire: oggi andiamo al culto, come se il culto fosse una cosa in cui si va. Il culto non è una cosa in cui si va, è una cosa che si fa. Il culto al Signore è una cosa che si fa, non un posto dove si va. Quindi che tu sia qui, che tu sia a casa, che tu sia seduto sul divano, che tu sia in camera da letto in questo momento o in qualunque altro posto, tu hai la possibilità oggi di fare e di partecipare al culto al Signore, un culto di lode e di adorazione, perché tu partecipi a questo culto di lode e adorazione. Non è una cosa che si fa così semplicemente, non è uno spettacolo a cui partecipiamo, a cui partecipate da casa, non è che avete acceso il PC e dite: beh, vediamo cosa fanno oggi, guardiamo il canale YouTube della Chiesa, o vediamo cosa dirà oggi Francesco o Mario. Non è questo venire al culto, non è questo partecipare al culto. Partecipare al culto significa essere qui, essere a casa e dare lode al Signore. E noi è quello che vogliamo fare oggi, tutti insieme, proprio come una corale. Oggi non ci sono solisti, non ci sono canzoni soliste. Oggi è una corale che canta una lode al Signore. E ci sono tanti modi per adorare il Signore.
Possiamo adorare il Signore con la nostra bocca, cantando, pregando. Possiamo adorare il Signore con le nostre orecchie, ascoltando la sua parola, ascoltando quello che succederà oggi. Anche questo è adorare il Signore. E adorare il Signore è avere un cuore pronto. Avere un cuore, questo è quello che dobbiamo fare oggi. Ovviamente per chi è qui chiedo un po' di pazienza, perché siamo insieme e quindi insieme alle persone che ci stanno seguendo, dobbiamo cercare di fare in modo che ogni cosa vada nel migliore dei modi. Quindi ecco, vi chiederei di non passare davanti al PC e al momento dell'offerta, per favore, vi chiederei di fare il e fare il giro in modo da mantenere anche il distanziamento. E una cosa che vi chiedo, oggi il momento di preghiera lo gestirà il gruppo Lode, quindi pregheranno solo i membri del gruppo Lode, perché altrimenti non si sentirebbero le preghiere online. Abbiamo saputo di queste cose giovedì, quindi stiamo organizzando le cose, ma non siamo riusciti a organizzare questa cosa. Sono certo comunque che il Signore ci benedirà, perché ciascuno di noi vuole lodare il Signore oggi. E nella misura in cui tu deciderai di voler lodare il Signore ci benedirà. Per cui iniziamo a adorare il Signore con dei canti e il primo canto che canteremo oggi si chiama Sono qui a lodarti. E il bello della parola qui è che ovunque sei, è qui. Se tu sei in questa sala, sei qui per lodare il Signore. Se tu sei a casa, tu sei qui per lodare il Signore. Quindi tutti vogliamo lodare il Signore e dare la lode che Lui si merita. Che il Signore ci benedica. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno
profondità, vedi sempre al di là, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione quando vengo da te, e se guardo a te, Gesù, mi pento per quello che ne ho fatto. Quando guardo a te, e soltanto a te, Gesù, torno alla vera adorazione quando vengo da te, e se guardo a te, Gesù, mi pento per quello che ne ho fatto. Quando guardo a te, e soltanto a te, Gesù. Signore, vogliamo ringraziarti stamattina, Padre, per il privilegio che ci hai dato ancora una volta di essere qui uniti tutti insieme, Signore, nel tuo nome, Padre. Grazie, grazie davvero dal profondo del cuore per questo privilegio, Signore. Grazie perché ancora una volta possiamo riunirci, Signore. Ci dispiace per quei fratelli, Signore, che oggi non possono farlo, Signore, ma tu sei con loro lo stesso, Signore. Guidali, aiutali, Signore, e ti prego, metti la tua mano potente su questa pandemia, Signore. Fa che tutto possa ritornare alla normalità, Padre. Ti ringraziamo per ogni cosa, Signore, perché sappiamo che tu hai la mano su tutto il mondo, Signore. Signore, vogliamo veramente chiederti di benedire ognuno di noi, Signore, ognuno dei nostri fratelli che ci stanno guardando, Signore, benedire le famiglie, Signore, affinché, Signore, tu possa regnare in ognuno di noi, nelle nostre famiglie, Signore. Grazie, vogliamo darti l'adorazione, la lode, la maestà e la gloria che ti spetta, Signore, veramente, Padre. Ogni cosa che ti chiediamo, te la chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Grazie, Signore, amen. Lode a te, Signore, lode. Non dobbiamo mai dimenticare che c'è uno solo che sa tutte le cose del nostro cuore. E nonostante questo, ogni giorno dice la Bibbia che Lui rinnova la sua grazia su di noi, perché Lui è il nostro Padre di grazia, l'unico che ha la sua misericordia così grande che noi non ci possiamo dimenticare che Padre meraviglioso che abbiamo. Non ci dobbiamo dimenticare, perché Lui vive con noi, Lui vive dentro di noi e lo sa, ed è così buono e meraviglioso che è disposto tutti i giorni ad amarci come se fosse il primo giorno, il nostro Dio. E con questo canto qua possiamo anche portare le nostre offerte, le decime, le primizie che abbiamo preparato per Lui oggi. E vi chiedo soltanto di girare indietro. Grazie. Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, Padre di grazia, nessun altro è
l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io non desidero che io non desidero che io non desidero che io non desidero che meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Grazie Signore per le decime, per le offerte. Signore, grazie per questo momento, Padre, per tutto quello che tu hai in serbo per noi oggi. Guidaci con il tuo Santo Spirito, nel nome di Gesù. Amen. Bene, adesso il nostro culto continua con la predicazione del pastore. Prima vorrei che tutti i nostri bambini potessero venire qua davanti a farsi vedere e pregheremo insieme per la scuola domenicale. Tutti i bimbi qua, che siete tantissimi anche oggi, è una grande gioia. Venite un po' più in qua, un po' più in qua, un po' più in qua. Dai che ci dovete stare tutti dentro nell'immagine. Dai, anche davanti potete venire. Forza, dai, senza paura, venite qua davanti. Bene. Guardate là, salutate se volete. Vogliamo ringraziare Dio per i nostri figli, vogliamo davvero affidarteli, Signore. Vogliamo ringraziarti per come, Signore, provvedi ai loro bisogni materiali e anche spirituali, Signore. E anche in questo momento dove loro si riuniscono insieme per la scuola domenicale, Signore, noi chiediamo la tua benedizione sulla loro vita, su chi porterà a loro la lieta parola, Signore. So che stanno studiando delle bellissime storie che sono scritte nella Bibbia, che parlano di te, Signore, che insegnano come tu desideri che noi viviamo la nostra vita, mettendo la nostra fede in te, mettendo tutta la nostra speranza, Signore, in quello che sei. Ti preghiamo per loro, Signore, te li affidiamo, e ti preghiamo per il nostro pastore che anche oggi possa nutrire la nostra anima con il pane della tua parola, Signore. Possa davvero il tuo spirito toccare i nostri cuori attraverso quello che ci dirà, e possa la nostra vita non rimanere uguale ma essere trasformata, come sempre, da quello che ci dirai, Signore. Ti ringraziamo, ti benediciamo per questo culto e ti affidiamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù. Amen. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da Verona. Vogliamo mandare un forte saluto alla chiesa tra le sedi di Treviso, Conegliano, Padova e Belluno.
Qua c'è un sacco di gente, salutate? Bravi? Ecco, non vi vedono, però va bene uguale. Siamo molto gioiosi di poter condividere con voi, pregate perché la connessione possa essere positiva, però soprattutto noi sappiamo che quando una parte del corpo soffre, tutto il resto del corpo soffre, giusto? Perciò preghiamo per i nostri fratelli che non stanno bene, preghiamo per il pastore Caio, per Astrid, che anche loro in questo momento stanno affrontando questa prova. Che Dio dia la forza e che tutti quanti insieme possiamo superare questo momento. Preghiamo per la nostra Italia, preghiamo per il mondo e che in questo momento tutti noi che conosciamo Cristo come personale Salvatore possiamo essere sale e luce lì dove Dio ci ha messo per poter portare speranza. Questa mattina noi ci fermeremo nel libro di Filippesi. Il libro di Filippesi è stupendo, l'ha scritto Paolo in un momento molto particolare della sua vita e sicuramente non si trovava in un albergo 5 stelle, lui si trovava in una situazione diciamo particolare perché si trovava in prigione. E noi cercheremo di vedere un pochino dal versetto 1 fino al versetto 11 cosa sta succedendo lì, nel capitolo primo di Filippesi. È interessante conoscere un pochino la storia dei Filippesi. Se voi andate a Atti capitolo 16, lì vedrete un pochino come nasce la chiesa di Filippi. È bellissimo, no? Perché praticamente Paolo ebbe una visione in cui un macedone le diceva, no? Vieni a soccorrerci. E così Paolo insieme ai suoi collaboratori non farò altro che andare velocemente per poter aiutare, no? Perché quando si presenta una situazione di disagio, di problematica, quello deve essere l'atteggiamento. Se mi dice di andare, io vado. Ed è proprio quello che ha fatto Paolo. Paolo logicamente fa questo viaggio, lui si trovava nell'Asia Minore, cioè quello che è la Turchia oggi, e da lì fa questo viaggio. Ovviamente Paolo non aveva un jet, ok? Perciò ci ha messo il tempo che ci ha messo, arriva a Filippi. Filippi era una delle città più importanti di Macedonia e lì comincia un ministero straordinario. Si trova con una donna che vendeva della porpora e lei diventa una delle donne più, diciamo, fedeli della chiesa di Filippi. Però quando si inizia a fare l'opera di Dio, così come ci sono tante benedizioni, ci sono tante prove, ostacoli, perché è giusto, cioè a volte noi diciamo Signore lega Satana, vogliamo fare tutto senza che ci sia nessun problema. Anche tutto il gruppo Lode oggi insieme abbiamo pregato Signore che non ci sia nessun problema con la connessione, però a volte i problemi ci aiutano a dipendere di più di Dio. A volte Dio permette situazioni complicate proprio per non cercare nel nostro discernimento, ma cercare proprio in Dio. Ed è proprio quello che succede, loro cominciano a parlare e vengono riconosciuti come uomini di Dio. Pensate che una indovina, che era una serva, si occupava di questo e cominciava a strillare, ecco, questi sono uomini di Dio. A un certo momento Paolo cosa fa? Stop. Praticamente fa scomparire questa indovina, che logicamente i proprietari della serva hanno qualche difficoltà e se la prendono con Paolo. Lo accusano falsamente e Paolo finisce in prigione. Come ti sentiresti tu di finire in prigione per una cosa ingiusta? Dio aveva detto loro di andare a Filippi. Dio ha detto loro che dovevano predicare. Dio aveva dato loro il messaggio che dovevano predicare. In una situazione ingiusta che non dipende da te, finisci in prigione. Pensavo molto in questa situazione che stiamo vivendo con il coronavirus in questo periodo, no? Quanti di noi potremmo prenderlo anche se prendiamo tutte le nostre precauzioni? E diventa una situazione ingiusta, incarcerato nel coronavirus. Però è lì che noi dobbiamo capire i propositi di Dio. Paolo e Sila vengono incarcerati. E quando tu sei in una situazione disagiata, se sei afferrato a Dio puoi fare tante cose positive.
Se te la prendi con Dio puoi fare tante cose negative. Ti puoi arrabbiare, puoi farti delle domande, puoi questionare Dio se non sei afferrato a Dio. Ma se sei afferrato a Dio puoi fare delle cose stupende, tipo nel momento della prova, se leggevi poco, leggi di più la parola di Dio. Se pregavi poco, preghi di più. Se avevi poca comunione con Dio, cerchi più comunione con Dio. Ma non sempre ti passa per la mente in quelle situazioni di cantare, vero? Paolo e Sila, nel cuore della notte, avevano cominciato a cantare. E a cantare un inno di lode, un inno che poteva essere un incoraggiamento per loro, Paolo e Sila, ma la Bibbia ci racconta che i prigionieri sentivano cantare loro. E io in questo momento vorrei che possiamo entrare in una di quelle prigioni nostre. Chiamala come vuoi. Vuoi chiamarlo coronavirus? Vuoi chiamarlo problemi finanziari? Vuoi chiamarlo problemi tra marito e moglie? Vuoi chiamarlo problemi con i figli? Entra dentro quella prigione e per i prossimi minuti cerchiamo di cantare. Vediamo se il nostro atteggiamento cambia. Questa mattina ho chiesto a Gaia se mi dà una mano. Scomparsa Gaia. Ok. Vediamo. Lei è incarcerata in questa canzone, forse. Ok, a questo punto allora la facciamo insieme, va bene? Andiamo. Io penso che una canzone come questa è quella che Paolo probabilmente ha cantato insieme a Sila quella sera. Ok? E questo? No. Scusate. A volte il pastore mette mano dove non deve mettere. Per un attimo entriamo nelle nostre prigioni. Qualunque sia la situazione che tu stai vivendo, io mi auguro che questo canto ti possa incoraggiare a vedere le grandi cose che Dio può fare. Stai con me, proteggimi, coprimi con le tue ali, oh Dio, quando la tempesta arriverà. Volerò più in alto insieme a te, e le avversità sarai con me, ed io saprò che tu sei mio Re. Verità, quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te, nelle avversità sarai con me, ed io saprò che tu sei mio Re.
volerò più in alto insieme a te. Nelle avversità sarai con me, ed io saprò che tu sei mio re, ed io saprò che tu sei mio re, ed io saprò che tu sei mio re. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò per lunghi giorni nella casa del Signore. Salmo 23. Andiamo insieme. Quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te. Nelle avversità sarai con me, ed io saprò che tu sei mio re. Amen. Quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te. Nelle avversità sarai con me, ed io saprò che tu sei mio re. Amen. Ed io saprò che tu sei mio re. Ed io saprò che tu sei mio re. Padre, grazie per ognuna delle nostre prigioni, perché tu ci chiami a ringraziarti in ogni cosa. E questa mattina, Signore, vogliamo uscire di quelle prigioni cantando che tu sei il nostro Re, cantando, Signore, che in mezzo alla tempesta tu non ci lasci e tu non ci abbandoni, perché tu sei il nostro Re. In Cristo Gesù preghiamo. Amen. Si esce dalla prigione in un modo incredibile. Si verifica un terremoto e attraverso quel terremoto praticamente scadono le catene. Paolo e Sila escono in modo stupendo, però c'è una persona che ha un problema più grande, il carceriere. Se adesso non trovano i prigionieri, io morirò. Perciò lui stava cercando il suicidio. E guardate come Dio trasforma una cosa incredibile, negativa, in qualcosa di molto positivo. Perché quel carceriere che stava per suicidarsi trova la salvezza in Cristo Gesù. E non soltanto lui, ma tutta la famiglia. E così passano più di 10 anni. Paolo lascia, no? Quella chiesa nascente. E passano quasi 10 anni e arriviamo lì, a quella lettera che riceveranno i Filippesi. I Filippesi hanno amato Paolo profondamente e Paolo amava profondamente alla chiesa di Filippi. Infatti loro sapevano che Paolo, ancora una volta, si trovava dopo 10 anni in prigione un'altra volta. E così loro, nel loro amore fraterno, raccolgono un'offerta e mandano Epafrodito a portare questa offerta d'amore per Paolo. E anche lì, ancora una volta, Dio ti manda a fare qualcosa ed è bellissimo. Ed Epafrodito cosa ha? Una malattia che quasi lo mette in fin di vita. Poteva dire, preferivo che portava la lettera a un altro, l'offerta a un altro. E dopo, quando lui si rimette,
torna a Filippi con questa lettera. E io vorrei che la possiamo leggere insieme. Capitolo 1, versetto 1. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi. Questi santi erano come i basti. E pace da Dio. E noi abbiamo fatto la pace con Dio il giorno in cui abbiamo conosciuto Cristo come personale Salvatore. Ma abbiamo avuto la pace da Dio ogni volta che facciamo la volontà di Dio. Nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Secondo voi, questi filippesi erano fedeli o erano infedeli? Sicuramente erano grandi fedeli al Signore, perché ogni volta che Paolo si ricordava di loro, provocava in lui una grandissima gioia. Pregando sempre con gioia per voi tutti, in ogni mia orazione, per la vostra collaborazione. Vi ricordate qualche settimana fa parlavamo della parola collaborazione? E la collaborazione non è altro che una partecipazione attiva. Ma che collaborazione avevano fatto i filippesi nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora? Erano passati più di 10 anni e la loro fedeltà nel servizio al Signore, nel Vangelo di Cristo, andava ancora avanti. Nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Dio non lascia cose a metà, vero? Tutto quello che Lui inizia porta a un buon termine. Noi dobbiamo seguire un po' l'esempio dei filippesi, che era una grande gioia per Paolo, ma era anche una grande gioia per Dio, perché quello che avevano cominciato a fare continuavano a fare per la gloria di Dio. Nel versetto 7 comincia a dire una cosa molto interessante, ed è giusto che io senta questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore. Voi tanto nelle mie catene come nella mia difesa e conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi con me della grazia. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza, in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Questa mattina stiamo parlando di camminare insieme e in sintonia. Fin dall'inizio Paolo si è trovato a camminare insieme ai filippesi, anche se fisicamente non erano presenti l'uno con l'altro. Qualche settimana fa spiegavamo la parola camminare. Camminare era partire di un posto, andare ad un altro, trasportando il proprio fisico, giusto? Ed è proprio quello che noi vediamo qua tra i filippesi e Paolo. Camminavano insieme nel Vangelo e nell'opera di Dio. Ma che cosa vuol dire sintonia? Sintonia. Entrare in connessione con qualcuno significa avere a che fare con una persona che va d'accordo con la nostra identità, che spesso agisce come il nostro stesso riflesso e come il nostro punto di equilibrio, è l'epicentro personale, è armonia concreta, corrispondenza sostanziale tra due o più persone. Paolo era in sintonia e camminava insieme ai filippesi. Perché? Ci sono almeno due motivi che ci insegna questo brano perché loro erano in sintonia e perché camminavano insieme. Se andate al versetto 7, dice: è giusto che io senta questo di voi tutti perché vi ho nel cuore. Sapete, mi piace molto quando dice voi tutti. È la quinta volta che lo menziona in questi pochi versetti, tutti. Perciò non era solo per tutti i filippesi, ma anche per noi questa mattina. Tutti. Poi lo vedete lì nel versetto 1, nel versetto 4, 2 volte nel versetto 7.
E adesso nel versetto 8. E mi piace molto perché Paolo dice: vi ho nel cuore. Che posto interessante dove stare, vero? Quando noi parliamo del cuore dobbiamo fare una differenza, ok? Tra emozione e amore. Non sono la stessa cosa. Alcune volte l'amore porta ad avere emozioni, però l'amore non necessariamente è amore. Allora è interessante perché quando uno è adolescente, no? Poi questo si moltiplica per il resto della vita. Prega per trovare la donna meravigliosa della sua vita, no? E la vuole amare con tutto il cuore. E quando sei fidanzato c'è una cosa che si promette, no? Tu sei la mia regina. Dopo quando vuole comandare non la lasciano comandare, questo è ovvio, però sono parole che si dicono, no? Perché quello fa parte dell'emozione. Per l'uomo è un pochino diverso, perché quando lei si innamora dice tu sei tutto, tu sarai l'esempio, la mia guida, il mio aiuto, il mio conforto. E più delle volte, quando lo devono fare, non si vuole fare. Qual è la cosa che rappresenta di più l'amore, secondo voi? Quando voi pensate all'amore e persone innamorate, a cosa pensate? A cuoricini, c'è più di uno. Ok, va bene. Vediamo se viene ben rappresentato con questo. Ecco, può rappresentare abbastanza amore questo? Ok. Paolo dice, ed è giusto che io senta così, perché voi tutti siete nel mio cuore. Quando noi utilizziamo questa parola dobbiamo stare molto attenti, ok? Perché la Bibbia mi dice che il cuore è insanabilmente malato, chi lo conoscerà? La Bibbia mi dice anche, lo stesso Signore Gesù Cristo dice che dal cuore vengono le cose più cattive, tipo adulteri, fornicazione, divisioni, maledicenze, mormorie, vengono tutti dal cuore. Logicamente quando arriva il Signore Gesù Cristo e pulisce il nostro cuore il giorno della nostra salvezza, il cuore ha più possibilità di piacere a Dio. Ed è proprio quel cuore che ama. Non soltanto secondo le emozioni, giusto? È qualcosa che va un pochino più in profondità. Allora, la parola che utilizza Paolo qui in greco è la parola cardia, ok? La parola cardia è molto interessante perché non si riferisce soltanto all'organo, no? Perché se voi avete studiato biologia, questa non è la forma di un cuore, no? Perché è venuta fuori questa forma? Lo sapete? Beh, studiate, ok? Però è stata scelta questa forma, ed il cuore, cardia, è un pochino più profondo perché per i greci cardia era l'insieme di intelletto, pensiero e sentimento. Perciò quando Paolo sta dicendo perché vi ho nel cuore, non si riferiva a questo, si riferiva che era continuamente nei suoi pensieri, che continuamente era nei suoi sentimenti, che lui continuamente era, diciamo, a disposizione loro, anche se a lontananza, perché 10 anni, l'ultima volta che l'aveva visto era 4 anni prima. Ma voi siete nel mio cuore. Ma se voi andate avanti, poi dice, voi che tanto nelle mie catene come nella mia difesa e conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi come con me della grazia. Sì,
Loro l'avevano seguito, Paolo era stato perseguitato, Paolo è stato in prigione, è stato accusato falsamente e loro erano con Paolo e Paolo era con loro, non in modo presenziale, però sì perché ce l'aveva nel cuore. E io mi domando questa mattina quanti sono le persone che noi abbiamo nel cuore. Perché se voi andate nel prossimo versetto, che sarà il versetto 8, è la seconda motivazione per cui lui andava in sintonia con i Filippesi, dice: Dio infatti mi è testimone come io vi ami tutti, ancora una volta, tutti, con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Quanti di voi siete sposati? Alzate la mano, non vi vergognate. Ok? Vabbè, perfetto. Quanti di voi, mariti, avete detto mai a vostra moglie: ti amo con le mie viscere? Nessuno? Ma perché Paolo usa questa espressione che non sembra tanto romantica? Perché poi se andiamo a studiare, sviscerato parla degli intestini. Ti amo con i miei intestini. Non suona tanto carino, vero? Però ancora una volta dobbiamo tornare indietro e pensare come pensavano i greci. E i greci per loro era la sede dei sentimenti e delle emozioni. Avete visto che magari quando avete un problema con vostra moglie o con vostro marito, una delle cose che vengono fuori è il mal di? Non è la pancia, sono gli intestini che stanno lì, che stanno soffrendo. Ed è per quello che i greci dicevano questa cosa qua. Questo poi ci porta a piangere, ci porta a perdere il sonno, ci porta a star male. Però Paolo dice: vi amo con amore sviscerale. Perciò lui era disposto non solo a pensare, non solo a pregare, non solo a fare qualcosa, anzi in questa lettera dirà: se il Signore me lo permette vi verrò a trovare ancora una volta. Perché? Perché vi amo con questo amore che va al di là di quello che noi possiamo pensare. Sapete, questo è un amore senza interessi, un amore che non pensa a sé ma pensa all'altro, un amore che continuamente è lì a vedere come sta andando, è un amore che continuamente vuole fare qualcosa per l'altro. Perciò erano in sintonia e perciò erano insieme, anche se lontani fisicamente. E a questo punto che cosa fa Paolo? Prega per loro. In questo periodo è molto importante la preghiera, no? Per quelli che soffrono, per quelli che stanno male, per quelli che hanno difficoltà. Dire pregherò per te è una delle frasi più false a volte tra noi credenti. Perché quando senti che uno sta soffrendo, dice pregherò per te, magari dopo sali in macchina, arrivi a casa e già ti sei dimenticato, no? E poi la Bibbia dice che noi dobbiamo soffrire con quelli che soffrono. Però Paolo prega per loro. È interessante, lui farà una preghiera lunghissima in poche parole. E dice così, lui prega, no? Affinché il vostro amore, e qua sta parlando dell'amore agape, quell'amore che dà tutto e non si aspetta niente. Quell'amore che Giovanni capitolo 3 versetto 16 dice chiaramente: poiché Dio ha tanto amato, agape, il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È lo stesso amore che il Signore ha detto in Colossesi capitolo 3 versetto 14: al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Ma lo stesso amore che in Giovanni capitolo 13 versetto 34 e 35 il Signore dice: vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conoscerete tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Questo amore noi l'abbiamo ricevuto secondo Romani capitolo 5, versetto 5, il giorno in cui noi abbiamo conosciuto Cristo come personale Salvatore. Quell'amore è lì. Io mi domando perché a volte c'è così difficile amare le persone che sono intorno. Perché l'amore è lì, è disposto a dare tutto, ma noi non siamo disposti a dare tutto. E i filippesi erano molto fedeli, amavano Dio, però Paolo ritiene opportuno pregare per loro e dice che il vostro amore abbondi. Abbondi. Che cosa vuol dire abbondi? È la parola in greco periseuo. E che significa questo? Ce l'avete presente una fontana d'acqua? A Perugia abbiamo la fontana centrale, che sempre 24 su 24, no? Continuamente la fontana butta acqua e si rinnova, e butta acqua e si rinnova, butta acqua e si rinnova. Era quello che stava dicendo, dice che il vostro amore abbondi, abbondi, non soltanto in quantità, ma anche in qualità. Perché questo è il comandamento che Dio ci ha dato. Ma pastori, i filippesi non erano abbastanza fedeli che Paolo ritenga opportuno di dire questa frase. Probabilmente tutti quanti noi, tutti i giorni della nostra vita, non finiremo mai di amare come amava il Signore Gesù Cristo, o no? Perché noi siamo stati comandati ad amare come Lui ha amato noi. E noi siamo stati comandati a perdonare come Lui ha perdonato noi. E se tu sei questa mattina qua e non hai perdonato qualcuno per X motivo, tu puoi avere tutte le ragioni che ti paiono. Vai alla croce per un attimo e ricordati che Cristo ti ha perdonato molto di più. E se ti ha perdonato molto di più, tu devi niente altro che amare. E la Bibbia mi dice che la moltitudine dei falli sono coperti dall'amore. Perciò dice che il vostro amore abbondi sempre di più. Sempre di più. E guardate cosa dice, sempre di più in conoscenza. In conoscenza. Una volta stavo parlando con una coppia che aveva dei grossi problemi. E dopo aver parlato per diversi motivi, e hai visto quando una coppia sta male? In cui già non c'è più niente in comune apparentemente. Non si vive, si convive, si sopravvive. E la cosa più triste è che spesse volte sono credenti, dove l'amore c'è, dove l'amore deve abbondare, perché l'amore non deve abbondare soltanto in questa sala, l'amore deve abbondare iniziando dove? A casa. Io sfido chiunque che mi dica che è facile amare, perché non è facile amare. Perché un giorno mi sono reso conto che io mi sono sposato con una peccatrice. Ma lei si è accorta prima di me che io ero peccatore. Ma salvati per la grazia di Dio. E non c'è giusto nemmeno uno, ma quando noi arriviamo a quel punto e ci afferriamo dell'amore di Dio, l'amore di Dio deve sovrabbondare. Perché? Perché quell'amore Dio me l'ha messo. E io lo devo gestire, lo devo condividere, devo iniziare dove? A casa. E non c'è nessun motivo valido per non amare come Dio ama, perché quell'amore ce l'abbiamo noi. E lui dice che dobbiamo imparare, dobbiamo entrare in conoscenza di quell'amore. E prima Giovanni capitolo 4 versetto 8 mi dice che Dio è amore. In Corinzi, in capitolo 13 mi dice che l'amore è paziente, benigno, misericordioso. E poi va avanti ancora, dice che sopporta ogni cosa, spera ogni cosa, non sospetta il male. Abbiamo capito quella? Quante volte tra noi fratelli ci troviamo con questo problema di sospettare il male? Alcune volte mi dicono, pastore, tu non ne sbagli mai? No, io sbaglio un sacco di volte. Domanda ai miei figli e domanda a mia moglie. E domanda anche alla congregazione, vedrai. Però sbagliare non vuol dire che uno deve vivere nello sbaglio. A me serve una chiesa che mi possa esortare, correggere, incoraggiare. Non dimentichiamo però la parola giusta. Con amore. Con amore. Perché più delle volte tra marito e moglie quell'amore manca.
Quante volte ti ho detto che questo non mi va? Quante volte ti ho detto che non sono d'accordo con questo? Quante volte? Quante volte? Quante volte? Pietro, quante volte devo perdonare, Signore? 7 volte? Ma non è giusto, pastore, ma perché era giusto che Cristo fosse andato sulla croce? Quasi mi è cascato il cuore. Non era giusto perché lui non aveva fatto niente, ma lui l'ha fatto per amore. E questa mattina Dio ti sta dicendo che bisogna pregare per il nostro amore, che il nostro amore abbondi, che abbondi in conoscenza. Sapete quella coppia cosa mi ha detto? Lui mi ha guardato agli occhi e mi ha detto: io non avevo mai capito che amore andava a pari passi con perdono. Una cosa elementare o no? Ma quante volte sappiamo tante cose e non le mettiamo insieme? Facciamo errori? Sì. Commettiamo peccati? Sì. Dio ci perdona? Sì. Devo perdonare? Sì. E non soltanto dice di abbondare nella conoscenza, ma dice in ogni discernimento. E questa parola è bellissima nell'originale, significa riuscire a vedere e a comprendere con sufficiente chiarezza quell'amore che dà tutto e non si aspetta niente. Abbiamo capito quanto è largo l'amore di Dio, quanto è alto l'amore di Dio, quanto è profondo l'amore di Dio? L'abbiamo capito? Io non lo so voi, ma ogni mattina quando mi alzo, questa mattina quando mi sono alzato e ho pregato per noi, ho detto: Signore, quanto sei buono, quanto abbiamo veramente sofferto il non poter vederci, vero? E questa mattina, oggi siamo un numero incredibile qui. E io so che siamo qua per l'amore che Dio ci unisce. Ma questo amore non ci basta, cari miei, deve abbondare, come la fontana, deve abbondare. E quando è che questo amore abbonda? Quando lo faccio con le mie viscere? Quando ho ognuno di voi nel mio cuore? Una volta una persona mi ha detto: Mario, se tu dovresti disegnare l'amore, con cosa lo rappresenteresti? E io dissi, come direbbe chiunque, con un cuore. E lui mi disse: io penso che era così fino a che ho conosciuto la salvezza in Cristo Gesù. Perché quando ho conosciuto la salvezza in Cristo Gesù, mi sono accorto che l'amore di Dio non aveva la forma di un cuore, ma aveva la forma di una croce. Non è vero? Non è vero? Io voglio che tu ti vada di questa sala questa mattina. Sicuramente puoi dimenticarti tutto quello che il pastore ha potuto dire. Non ti dimenticare di quello che Dio dice. Che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. E poi lui continua a pregare. Lui continua a pregare. E dice che possiate essere puri. Ma prima di dire che possiate essere puri, ho saltato un pezzettino di proposito. Perché stavo vedendo Elena che mi sta dicendo: ti manca un pezzo, vero? Affinché discerniate le cose eccellenti. Un'altra versione dice: affinché apprezzate le cose di maggior valore. Quando noi capiamo l'amore di Dio, apprezziamo le cose di maggior valore. Quella parola apprezzare o discernere in quella frase lì è una parola meravigliosa, perché è la parola che usa un orafo quando prende un metallo, per esempio l'oro, e poi vede, no, attraverso la luce se ci sono delle scorie. Quello è il lavoro di apprezzare, perché il prossimo lavoro sarà
quello di fondere e separare la scoria dal metallo, così diventa puro. E qua dice affinché apprezzate le cose di maggior valore. Penso che Pietro ci aiuta con questo, perché in seconda Pietro capitolo 1 versetto 5 dice: voi per questa ragione, mettendo da parte ogni vostro impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. Alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, l'autocontrollo la pazienza la pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Ditemi, c'è qualcosa di maggiore valore a questa lista? Una macchina ha maggior valore di questa lista? Una casa ha maggior valore di questa lista? Una pietra preziosa ha più valore di questa lista? Sicuramente no. E sapete, se noi abbondiamo nell'amore, queste cose vengono spontanee. E lui continua a pregare perché possiate essere puri. E non soltanto puri, dice, e senza macchia. Per quando? Per il giorno di Gesù Cristo. E quando si parla del giorno di Gesù Cristo ci sono molte interpretazioni riguardo a questo giorno. Io credo che la risposta la troviamo in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 13 per quanto riguarda questo giorno di Gesù Cristo. L'opera di ognuno di noi sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Andando avanti, poi lui dice, no, che prega che loro possano essere pieni di frutti di giustizia. Pieni di frutti di giustizia. Dov'era Paolo quando abbiamo iniziato questa riunione? Dov'era? In prigione. E lui cosa ha cantato lì? Cosa aveva fatto? Aveva cantato, giusto? Adesso nella seconda lettera, cioè non la seconda volta che lo troviamo in prigione questa mattina, lui scrive una lettera ai Filippesi che penso che gli sta insegnando un sacco di cose, o no? Perché le nostre circostanze negative non devono vietare di fare le cose positive. Le nostre circostanze di difficoltà non devono vietarci di fare ciò che piace a Dio. Pensando a questo tema, una volta un professore di università fece vedere ai suoi allievi un bicchiere come questo. E lui disse ai suoi allievi, secondo voi, qual è la domanda che io vi sto per fare? E logicamente gli allievi hanno cominciato a dire, cosa vedete? Mezzo bicchiere vuoto? Mezzo bicchiere pieno? E lui disse no. Io vi voglio domandare quanto pesa questo bicchiere con acqua. Cioè, nessuno aveva pensato a questa risposta, a questa domanda. Allora hanno cominciato a dire 400 grammi, 350, 600 grammi. Il professore disse, per i primi 10 secondi, 500 grammi. Per i prossimi 10 minuti, per chi lo regge, non pesa più 500 grammi. Può sembrare anche 3 kg. Se questo viene mantenuto così per le prossime 5 ore, questo sembrerà quasi 20 kg. Ma se lo teniamo così per 24 ore, questo sembrerà di pesare 100 kg. Quando noi camminiamo in sintonia con Dio, ogni opera di giustizia pesa veramente poco. E quando noi carichiamo i nostri pesi e non li diamo a Dio, è lì che cominciano a pesare di più. E quando è che pesano di più? Quando io non ci credo che Dio può avere il controllo delle circostanze, quando io non ci credo che Dio mi può far uscire di quella prigione, quando io non ci credo che l'amore di Dio inizia la sua forma nella croce e continua e mi prepara un posto in cielo, quando io dubito
il mio Dio a chi ogni cosa è possibile. Quante volte la Chiesa si trova ad essere infedele a Dio perché non ha ciò che vuole. Io voglio un marito così, io voglio un figlio così, io voglio una moglie così, io voglio una chiesa così, io voglio un lavoro così, io voglio. E che cosa vuole Dio da me? Secondo quello che Paolo aveva parlato, che abbondi l'amore, che si conosca in profondità, che siamo limpidi, che ci prepariamo per il giorno di Cristo Gesù. E queste sono le opere di giustizia, che più di una volta sembra che pesano tanto, ma il Signore ti dice: prendi il mio giogo, perché è leggero, non è pesante. Se è pesante, perché non stai abbondando nel mio amore. Se è pesante, perché non ti sei fermato a vedere la forma della croce. Se è pesante, è perché stai dubitando di Dio. Se è pesante, è perché il tuo Dio non è capace di fare cose incredibili e meravigliose. Il mio Dio è diverso. Il mio Dio è quello che ha aperto le acque del Mar Rosso. Il mio Dio è quello che ha fermato il sole un giorno. Il mio Dio è quello che faceva arrivare la manna ogni mattina per 6 giorni alla settimana. Il mio Dio è quello che ha sconfitto grandi battaglie impossibili per il popolo di Israele cantando canzoni di lodi al Signore. Quando una prigione si apre, tu devi uscire fuori. E tutto quello che c'era lì, lascialo lì. Paolo non si è preso un pezzo di catena per ricordare. Ha lasciato tutto lì. E lui è andato a predicare il Vangelo e ha continuato a fare l'opera di Dio. E se tu ti stai bloccando di fare quello che Dio ti chiede di fare perché tu stai vivendo una situazione difficile, quello è il momento in cui la grazia di Dio ti deve bastare. Io non lo so, magari sei con coronavirus a casa, chiuso nella tua camera. Fai qualcosa di importante. Prendi il tuo telefono e comincia a mandare messaggi di incoraggiamento a chi coronavirus non ce l'ha. Ecco un Paolo di questi giorni. Ecco un Paolo che non si ferma nel suo problema, ma abbonda nell'amore. Puoi fare un'altra cosa importante: prega per ognuno dei tuoi amici non credenti, dei tuoi parenti non credenti. Ma è difficile, pastore? C'è qualcosa di impossibile per Dio? Se è impossibile è perché non ci credi, perché stai reggendo il bicchiere da solo. Aiuta Dio ad aiutarti. Come conclude questo brano? Alla gloria di Dio. Perché dobbiamo fare tutte queste cose? Perché Paolo pregava per tutte queste cose per i Filippesi? Perché Dio fosse glorificato. E quando tu dai gloria a Dio, la parola gloria è bellissima, c'è un sacco di significati. A me piace uno che dice: dà il giusto peso. Quando il giusto peso per me è che il mio Dio è l'Iddio dell'impossibile, l'Iddio della pace, l'Iddio d'amore, l'Iddio che custodisce, l'Iddio che fa ogni cosa possibile, è lì che io mi fermo e dico: grazie Signore. Grazie Signore. Sono belli i nostri figli, o no? Tutti i nostri figli sono stupendi. Sono l'opera di Dio. A volte quando dicono certe cose non ti sembrano tanto belli, Però in certi momenti della vita sono stupendi. Soprattutto quando hanno un concetto del papà stupendo. Mia figlia era piccola. Nel suo periodo andavano di moda le Barbie. Ricordate che sono le Barbie?
quelle bionde, no? Magre, alte, stupende. E loro giocavano con le Barbie. Una volta giocando con una sua amica, una è rimasta con una gamba e l'altra con un'altra. Era una mezza Barbie. Allora, quando tu ti trovi in quel problema, il bambino può avere due atteggiamenti, la bambina può avere due atteggiamenti. O si mette a piangere se la prende con chi l'ha aiutata a rompere la bambola, oppure non versa neanche una lacrima e va dal papà e gli dice: sistemala. Perché lei è convinta che il suo papà può fare tutto. Mentre sono piccoli è quello che credono, poi crescono e cambiano idea. Però quando sono piccole credono così. Dio vuole che noi diventiamo come piccoli fanciulli, perché così capiremo il regno dei cieli. Dio vuole che tu vada da Lui con le tue bambole rotte. Lui vuole che tu vada da lì con le tue prigioni. Lui vuole che tu vada da Lui con il tuo bicchiere e tu dica: Signore, voglio abbondare nell'amore. Voglio conoscerlo in profondità. Voglio discernere. Voglio prepararmi per il giorno di Cristo Gesù, dove le nostre opere saranno provate attraverso il fuoco e ciò che oro, argento e pietre preziose perdureranno, ma mentre che quello che è legno, fieno e paglia, quello brucerà. Signore, io voglio amare gli altri come tu hai amato me. Io mi auguro che se sei ancora nella prigione, in questo momento tu possa dire: Signore, voglio uscire da questa prigione. In quello che dipende da me, Signore, voglio uscire, voglio abbondare nell'amore. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per l'Apostolo Paolo, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio, Signore, perché la tua parola è sempre presente nel momento opportuno. In questo momento, Signore, io ti voglio pregare per me, per ognuna delle persone che sono qui o che stanno guardando online, per le prigioni che stanno vivendo, Signore. Prigioni che loro stanno vivendo perché tu le hai permesse. Affinché, Signore, possiamo essere in sintonia con te e camminare con te. E se siamo in sintonia con te, perché tutto coopera al bene di quelli che ti amiamo, potremo camminare fra di noi, Signore, in sintonia anche. Signore, che quell'amore che tu hai versato nei nostri cuori abbondi e che possiamo conoscerlo di più, che possiamo discernere di più, che possiamo, Signore, investire la nostra vita per quelle cose che sono di più valore, preparandoci per il giorno in cui ti vedremo a faccia. E soprattutto, Signore, per poter darti gloria e onore da oggi e per tutta l'eternità. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Siamo arrivati alla fine di questo culto di adorazione e per chi non è qui in questa sala ma ci sta guardando dal canale YouTube, dovete sapere che qui a Dossobuono ci piace essere molto didascalici, cioè che le cose vengano spiegate e che siano chiare. E voi non vedete, ma là, su quel lato, c'è una cartina geografica grande 4 metri per 2. 4 metri per 2. E c'è scritto: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Perché le cose che abbiamo imparato, che abbiamo sentito oggi, non rimangono fra di noi, non devono rimanere fra di noi, ma quando usciamo dobbiamo portarle fuori e insegnarle a tutte le persone che incontriamo.
Vi saluto come Paolo, nella lettera ai Filippesi, ha salutato i Filippesi, perché sia una benedizione per questa settimana. Al capitolo 4, il versetto 19 di Filippesi dice: il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E al versetto 22, per coloro che ci stanno seguendo, dice: i fratelli che sono con me vi salutano. Tutti quanti vi salutano. E la grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. Amen.